Operazione Overtime. La Guardia di Finanza di Gorizia ha concluso la terza fase dell'indagine finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d'imposta. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 579 operai specializzati di nazionalità rumena, polacca, bosniaca e croata, assunti irregolarmente, ai quali tra il 2014 e il 2018 parte delle retribuzioni erano state camuffate in busta paga sotto la voce di indennità di trasferta Italia, non imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura di 15 euro giornalieri per circa 200 euro mensili. Complessivamente i compensi sottratti a tassazione IRPEF sono stati quantificati in 873.000 euro, con conseguente ritenute non operate e non versate nelle casse dello Stato per 235.000 euro. I lavoratori irregolari risultavano assunti da una SRL con sede legale in Croazia e stabile organizzazione in provincia di Gorizia, amministrata da un soggetto di nazionalità croata che si occupava di lavori di carpenteria pesante e di edilizia in subappalto da diverse aziende situate in varie province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, tra cui Treviso e Venezia. L'esame dei contratti di subappalto stipulati dall'azienda, delle dichiarazioni rese dagli operai durante gli accessi eseguiti dalle Fiamme Gialle e degli ispettori INPS e l'analisi della documentazione contabile acquisita nel corso delle indagini hanno consentito di scoprire che i lavoratori non si spostavano mai dalle abituali sedi di lavoro e che dunque nessuna indennità di trasferta doveva essere loro riconosciuta. Da qui le Fiamme Gialle sono arrivate a scoprire l'evasione fiscale e contributiva. Dal suo avvio l'operazione Overtime ha consentito di individuare complessivamente 1.352 lavoratori regolari, di cui 36 completamente in nero. L'ammontare dei compensi, cui non è stata applicata l'IRPEF, è stato determinato in quasi 2.300.000 euro, con ritenute non versate per 792.000 euro.